Pippo Calà. Buonasera a tutti, ringrazio il nostro Presidente, l'onorevole Raffaele Lombardo, per l'attenzione che il Presidente riversa verso il mondo dell'handicap. Io sono Pippo Calà, rappresento le famiglie per quanto concerne l'autismo nella provincia di Messina, sono il loro rappresentante. Mi pregio di questa cosa perché oggi posso dare voce a chi voce purtroppo non ne ha. La disabilità è un'opportunità. Io mi sto avvicinando al vostro mondo, ringrazio anche l'onorevole che mi ha invitato qui, che mi dà questa possibilità di esprimermi, l'onorevole Arena, e ringrazio il Presidente che so molto vicino alla disabilità, a questo mondo che viene visto come un problema. Io spero che possa diventare un'opportunità invece la disabilità, un'opportunità di sviluppo per il territorio. Questa Sicilia da sempre schiaffeggiata, sfregiata, vogliamo che si possa parlare invece di buona sanità, facendo veramente, guardando al disabile non come un problema ma come un'opportunità di vita. Questi ragazzi in fondo chiedono solo questo, chiedono di poter fare delle cose, chiedono di poter vivere, di essere messi nelle condizioni di esistere, di vivere. L'autismo purtroppo è un problema molto serio, molto sentito dalle famiglie e io ringrazierò sempre il Presidente per tutto quello che vorrà fare per noi. La disabilità rendiamola opportunità, solo così possiamo pensare veramente un mondo diverso, un mondo migliore, perché se pensiamo al disabile come una grande opportunità, noi in quello stesso momento siamo diventati migliori e lasciamo ai nostri figli un mondo decisamente migliore. Grazie Presidente, grazie.